Mandi Sapade. Ieri il sì definitivo del Parlamento per il passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia, e per il Veneto si apre ora un nuovo capitolo che vede il voto di ieri come l'incipit di quella che potrà essere una vera e propria valanga di richieste dei comuni di confine di passare alle vicine regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Un esodo biblico, lo ha già definito qualcuno, verso territori dove si sta meglio, perché al di là di ragioni storiche o culturali, alla fine a prevalere nel desiderio di fuga sembra proprio la disparità di trattamento economico la motivazione prevalente. Quel che è certo è che ad oggi il voto su Sappada è uno schiaffo al Veneto impegnato nell'avvio delle trattative sull'autonomia dopo il referendum. L'ha sottolineato il presidente della Liga Veneta Massimo Bitonci, ospite alla Voce del Mattino. Secondo me non è una cosa che hanno fatto per fare un dispetto al referendum del Veneto sull'autonomia. Bastava portare avanti con velocità il tema dell'autonomia e dire Sappada aspettate perché comunque arriva qualcos'altro. Hanno avuto da fare un bel dispetto. Aprendo così una questione delicatissima, perché adesso lo chiederanno Cortina, lo chiederà Asiago, lo chiederanno tutti Lamon, lo chiederanno tutti, e allora quelli che hanno avuto il parere negativo adesso dicono ma perché Sappada sì e noi no? E a far specie è che pure la Lega Nord, partito del governatore Zaia, abbia votato sì al passaggio di Sappada, dando un assist a Massimiliano Fedriga nella sua corsa verso una possibile candidatura alla presidenza del Friuli Venezia Giulia nelle prossime regionali, ma sacrificando le istanze venete, un bello smacco che ora rischia di innescare l'effetto domino in Veneto. Sono già 33 i comuni di confine che hanno chiesto di lasciare il Veneto, 8 per il Friuli, 25 per Trento e Bolzano, ed è una questione che non potrà non essere affrontata con urgenza dallo Stato. Oggi finalmente, dopo le discussioni in Commissione Affari Costituzionali, si è appurato che il parere delle regioni è obbligatorio ma non vincolante. Per questo motivo, a partire da domani, tutti i comuni hanno il diritto di avere risposta da parte del Parlamento, con o senza parere positivo delle regioni, a partire dal comune di Cinto Caomaggiore. Oltre a questo voglio sottolineare che stiamo discutendo e votando una legge ordinaria e non costituzionale e che questo diventerà prassi anche per il passaggio dei comuni in Trentino Alto Adige, oltre che in Friuli Venezia Giulia, cosa di non poco conto perché apre esodi biblici a cui il Parlamento dovrà rispondere e non certo dopo 10 anni.